che vanno dalle uscite nelle scuole di ogni ordine e grado e quindi dagli incontri con gli studenti prevalentemente, ma con le scolaresche, ma anche con i gruppi sportivi, con i gruppi parrocchiali, con tutti quei gruppi che si dimostrano in qualche maniera sensibili al nostro messaggio. Perché facciamo tutta questa serie di uscite? Intanto ci rivolgiamo agli studenti perché indipendentemente dall'età, siano essi molto, molto piccoli, siano più grandi, fino ad arrivare agli studenti delle scuole superiori che sono come target e si avvicinano di più alla nostra al bacino di al utenti, nostro bacino di donatori, poi esatto. per l'età che hanno. Certo. Ci rivolgiamo a loro perché di solito sono quelli più sensibili sia per gli argomenti che spesso vengono trattati a scuola, e in effetti abbiamo l'esperienza quando andiamo nelle scuole e alla base, alla fonte ci sono degli insegnanti che magari seguono bene questi ragazzi o li preparano già sul fatto che verranno i donatori di sangue a fare un'uscita, le risposte poi arrivano sempre positivamente, insomma sono sempre molto incuriositi, si avvicinano volentieri, insomma, almeno al concetto della donazione del sangue. Sia anche sempre nei vari, ti ripeto, nei gruppi sportivi. Perché nei gruppi sportivi? Perché proprio nei gruppi sportivi con i gruppi sportivi si crea quel connubio virtuoso per noi di persone che hanno il dono di stare bene e quindi possono donare e continuano a stare bene perché si vogliono bene e seguono in maniera particolare la propria salute, anche cercando di praticare uno sport, un'attività fisica sia a livello amatoriale sia a livello agonistico con una certa costanza. Quindi i risultati maggiori noi li otteniamo sempre quando incontriamo i giovani, quando incontriamo gli studenti, quando incontriamo i gruppi sportivi, ma ti posso poi dire anche altre realtà, spesso altre realtà del volontariato locale presente nel territorio sono poi realtà che danno grande risposta a noi quando si parla di promozione del dono del sangue, e dobbiamo anche questa cosa la diciamo con un certo orgoglio: quando parliamo di promozione del dono di solito noi non ci fermiamo mai a parlare del dono del sangue in sé, perché in generale parliamo sempre del dono. Ovviamente portare avanti il messaggio della donazione significa portare avanti il messaggio non solo della donazione del sangue ma anche della donazione più in generale, perché i nostri donatori spesso sono anche componenti di altre associazioni importanti presenti nel territorio e anche presenti a livello nazionale, e spesso chi è donatore di sangue per cultura, per formazione si avvicina anche al dono degli organi o si avvicina al dono di midollo se ha la fortuna di poter essere compatibile, di affrontare le varie tipizzazioni e quant'altro. In ogni caso chi affronta la questione del dono sa che tante altre realtà, tante altre esigenze presenti nel mondo sanitario non potrebbero avere risposta se non ci fossero i donatori di sangue, insomma, quindi è molto stretto questo rapporto. Legame, sì. A proposito di sportivi, io volevo far vedere una cosa che avete fatto. A proposito di sportivi e promozione, anticipiamo insomma un po' quella lo posso dare a te così? Sì, va bene, me lo faccio vedere io. Grazie. È il nuovo calendario, appunto. Se ce ne vuoi parlare tu, sì. Questo calendario vedo che raccoglie foto di sportivi, appunto. Ogni mese vedo che c'è uno sport. Com'è nato brevemente questa idea? Allora, ecco, te lo facciamo vedere in anteprima, Francesco. Siamo fra l'altro molto orgogliosi del prodotto in sé, perché si tratta di un calendario che è stato voluto, ideato e realizzato esclusivamente dai nostri donatori. Nasce da un'idea di un nostro donatore, di un nostro consigliere che è Gianni Vettorello, e grazie anche alla maestria di un fotografo sempre nostro donatore che è Paolino Cominato, grazie a un nostro grafico che è Alessia V, e anche grazie alla tipografia che ci ha dato una mano, che è la nuova grafica di Corbola. E diciamo che per questo è un progetto, diciamo, completamente autogestito, insomma, del quale rivendichiamo con particolare orgoglio, insomma, la paternità. È la seconda esperienza di calendario che facciamo in questo modo. L'anno scorso era un calendario dedicato ai giovani e quindi ritraeva come protagonisti tutti i nostri giovani donatori. Quest'anno invece abbiamo cercato come tema, pensando anche al fatto che il 2012 sarà comunque l'anno delle Olimpiadi, abbiamo cercato di sottolineare una volta in più il rapporto strettissimo che c'è per noi fra donazione e corretto stile di vita, perché come dicevamo prima chi è donatore ha la fortuna, ha il dono di essere in buona salute e spesso cerca di tutelare la propria buona salute proprio
praticando sport, insomma seguendo un certo stile di vita, una certa alimentazione. Salutare, appunto. Salutare, certo. Complimenti intanto perché il calendario è molto bello, sono molto belle le foto. Io prima citavo un evento sportivo perché parlavamo appunto di incontri tra il nord e il sud Italia, mi piaceva l'idea di citare brevissimamente, per questioni di tempo purtroppo, ma insomma questo piccolo aneddoto. Io ti ringrazio Francesco per questa domanda, ma se mi permetti brevemente al discorso della nostra Presidente, coinvolgere i giovani così per incrementare il numero dei donatori, perché è giusto che i donatori vengano, diciamo così, rinnovati. Mi permetto di aggiungere un altro fatto a nostro avviso molto importante. Per esperienza ho fatto un certo periodo presidente dell'associazione, adesso sono il vicepresidente, d'accordo. C'è anche il fatto che si è ringiovanita l'associazione, cioè noi andiamo in cerca dei donatori, però anche coinvolgendoli nelle parti più impegnative, cioè essere dirigenti. E questo la Fides Polesana, noi lo citiamo con orgoglio, siamo riusciti, non certo nel breve tempo, ma aver seminato il suo tempo per i nuovi donatori e anche dirigenti. Siamo fieri che adesso, oltre ad avere una presidente giovane, abbiamo anche una buona parte del consiglio direttivo giovani. Di conseguenza, e questo ci fa ben sperare per un futuro per l'associazione, ma soprattutto per un futuro della donazione per i nostri malati polesani. Chiudo, mi sembrava giusto dovere dire, perché giustamente si parla sempre della difficoltà di reperire, recuperare giovani, coinvolgere i giovani. Soprattutto di rinnovare l'associazione. Sì, è vero anche questo, ci sono delle difficoltà, però a volte bisogna anche aiutarli a crescere, nel senso, cioè farli conoscere i giovani, aiutarli a crescere anche raccontare e le esperienze positive in questo senso. E dare anche spazio, nel senso che non per carità, diciamo così, comandare, ma aiutarli a conoscere, essere di esperienza. E noi, per quanto concerne la nostra associazione, la nostra esperienza, stiamo riscontrando che c'è anche un riconoscimento da parte dei giovani verso i meno giovani, cioè si sentono un po' vincolati al messaggio che abbiamo mandato. Questo è per le nostre associazioni, ma oserei dire anche per altre associazioni e non solo associazioni. Parliamo in generale della nostra società. I giovani non dobbiamo sempre tracciarli come quelli che non hanno voglia di fare niente. Ci saranno anche quelli indubbiamente, però abbiamo dei giovani molto bravi e se motivati sanno cosa fare e danno un altro svolto anche all'associazione con la loro freschezza, la loro giovanezza, la loro passione. Per quanto concerne i giovani. La nostra esperienza, 4 anni fa circa, ecco, un nostro donatore Umberto Guerrini, polesano, doc, e ha avuto l'idea di fare la traversata dello stretto di Messina con i donatori di sangue. Siamo andati giù proprio dal Polesine e siamo riusciti a coinvolgere quei donatori, quelle due realtà che per motivi anche così, diciamo, territoriali hanno le loro difficoltà come tutti i campanili, di mettersi assieme. Non solo sono riusciti a mettere assieme i donatori, ma coinvolgendo anche tutte le Fides regionali e provinciali. Abbiamo creato un evento a livello nazionale. Adesso ogni anno, la prima settimana di agosto, chiamata settimana delle traversate, c'è uno spazio dedicato ai donatori della Fides e noi siamo orgogliosi di aver esportato anche il nostro modo di fare volontariato in quelle zone là, che non è che ci fosse bisogno, c'è tanta buona volontà e disponibilità, però anche loro là hanno bisogno di aiuto, di essere così stimolati. È bello anche mettere il muso fuori dai confini della provincia e vedere, e noi ci tenevo a raccontare questo piccolo aneddoto. Esatto, portare la nostra immagine della Fides, della persona, della donna che spetta il sangue in mezzo allo stretto, ci ha fatto un gran piacere, insomma. Molto in breve perché siamo in chiusura con gli ultimi minuti veramente e quando vi possiamo vedere in giro insomma con le vostre attività di promozione, anche per chi fosse interessato eventualmente a prendere contatto con l'associazione, so che siete in giro, poi adesso si avvicina il Natale, quindi le associazioni si muovono in genere. Certo, assolutamente sì, allora saremo presenti 13, 14, 15 e 16 dicembre presso il centro commerciale Il Porto di Adria, avremo un gazebo informativo
divulgativo, distribuiremo dei gadget e del materiale informativo e quindi cercheremo di avvicinare tutte le persone che magari non si sono mai domandati se diventare donatori oppure no, che magari possono essere intenzionati, insomma possono essere interessati ad acquisire qualche nuova informazione. Però siamo comunque presenti in tutta una serie di altre iniziative. Adesso a breve inizieremo un progetto rivolto prevalentemente alle scuole dell'infanzia del territorio del comune di Adria, quindi usciremo in queste scuole, avvicineremo non tanto i bambini perché sono veramente molto piccoli, quanto piuttosto i genitori. Cercheremo di portare ai piccoli un piccolo gadget in modo che resti insomma qualcosa della nostra presenza, e sempre anche lì materiale informativo e soprattutto abbiamo dei volantini che sono molto semplici, vorrei dire che sono quasi banali, Francesco, perché alla fine il gesto della donazione di sangue, che per noi è un gesto dell'altissimo valore, in realtà per un donatore è una cosa veramente molto semplice, molto normale, molto quotidiana, e quindi questo sarà il messaggio che portiamo. Poi naturalmente la nostra sede, per chi ci vuole incontrare, è presso l'ospedale civile di Adria, al piano terra. Siamo lì tutti i giorni lavorativi dalle 8:30 alle 11:30, compreso il sabato naturalmente. Ci possono trovare sul sito Fidas Polesana, ci possono trovare, i giovani ci possono seguire su Facebook, il gruppo si chiama Fidas Giovani Polesani, poi, ci sono molte opportunità, sì, insomma, ricordiamo la sede sì. Si trova ad Adria, la sede della Fidas provinciale si trova ad Adria presso l'ospedale civile e la si può trovare lì, oppure appunto ai prossimi banchetti al centro commerciale Il Porto a partire dal 13 di dicembre per i giorni successivi fino al 16 di dicembre. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi a raccontare appunto la vostra realtà. E niente, ringraziamo ovviamente anche i nostri spettatori che ci hanno seguito in questa nuova puntata di Spazio Volontariato, e li invitiamo a continuare a seguirci la prossima settimana con una nuova puntata appunto dedicata alle attività delle associazioni della provincia di Rovigo. Arrivederci.